Eder, Mech, Pallister. Sono della teoria del suicidio. Sono 26 mesi che Liliana non c'è più. Spero che tutto questo dia una parola fine. Aspettiamo queste risposte veramente con molto dolore. Quello che è successo durante le risumazioni a Trieste ti ha più spaventato come Sebastiano o incoraggiato perché la verità potrebbe avvicinarsi? Si potrebbe dire né l'una né l'altra cosa, perché era immaginabile di come andava a finire, ma io ho fatto in maniera di nascondermi il più possibile, perché non volevo incrociare lo sguardo, soprattutto con Sebastiano. Io non mi sono mai trovato a meno di 20 o 30 metri da lui, per cui facevo in maniera di, sicuramente in questa frangente di oggi, sicuramente no, era completamente fuori posto, per me. Dopo ognuno ragiona per sé. Sono stato anche rimproverato perché non ho voluto andare là a mischiarmi tra la folla, ma su 100 persone che c'erano, poco più, poco meno, la mancanza di uno non cambiava niente. Io ero per conto mio con i miei pensieri, punto. Silvio, cosa ti aspetti adesso come prossimo passo? Intanto che ci dicano se è stata picchiata perché aveva il viso non tumefatto ma pestato, e l'avvocato Nicodemo Gentile dice come un boxer, quindi sono pestaggi veri e propri. Noi le foto le abbiamo viste, quelle vere, non quelle che mandano in TV o altro. Noi abbiamo visto le foto vere di Liliana pestata, ma non solo in faccia, anche in altre parti del corpo. E poi diciamo sempre la stessa cosa: Liliana è stata uccisa, c'è poco da fare. Liliana è stata uccisa. Dobbiamo considerare chi ci guadagnava, soprattutto dalla morte di Liliana. E questa è la domanda a cui bisogna rispondere. Perché se vogliamo essere onesti diciamo questo: Sebastiano è l'ultimo ad averla vista viva e Claudio è quello che aveva l'appuntamento. Quindi indagatene in tutte e due direzioni, perché noi non abbiamo mai preferito uno o l'altro. Noi soltanto stiamo valutando, stiamo dicendo che ci sono due persone, una che l'ha vista l'ultima volta viva e uno che aveva l'appuntamento. Se uno non ha paura della verità, come ha fatto Claudio, dica la verità. Ho sentito il bisogno di essere presente, di essere lì vicino a lei. Non volevo che rimanesse sola in questo momento molto delicato. Voglio fare scena là in mezzo come fa, c'è il vedovo Allegro là, è meglio che io sto qua. Io ero qua alle 7:30 stamattina, anzi prima. Ho posato un cartello che è ancora là. Le ho chiesto scusa per quello che le faranno. Scusa amore mio per il vilipendio che subisci, ma è indispensabile per trovare la verità. Io penso che si sia suicidata. Lilli non si sarebbe suicidata mai. Non lo sento come un omicidio. Ha subito veramente un pestaggio non da poco. No, non credo, perché Liliana non aveva nemici, non aveva cattiverie. Chi poteva fargli del male? Ho spesso fatto presente che Sebastiano sia direttamente che indirettamente ha fatto capire di credere nettamente e solamente nel suicidio, cosa che invece a quanto pare gli altri e le altre TV non avevano capito. Gabriella, sei sorpresa? Il suicidio, mi meraviglia molto questa novità di Sebastiano, in quanto per 2 anni sembrava che anche lui fosse d'accordo che Lili non si è suicidata. Comunque quello che onestamente mi chiedo, se adesso è così convinto, perché lui ha chiesto di fare anche lui il ricorso contro la chiusura delle indagini. Ecco, noi siamo stati davanti al tribunale per sensibilizzare questa, diciamo, chiusura eventuale per suicidio e lui era in baretto lì, pioveva quel giorno. Lui ha sempre voluto cremare il corpo di Lilli. Io da quello che mi ricordo di Lilli e che ne abbiamo parlato, anche perché per esempio io ho firmato al comune che proprio desidero che le mie ceneri poi vengano, diciamo. Ecco, lei voleva sicuramente essere seppellita vicino alla madre, infatti
non per niente andava sempre in cimitero perché era molto affezionata alla madre. Grazie Liliana che sei lassù, Liliana adesso vola nel cielo, tantissime altre frasi pro suicidio, ma soprattutto nei primi giorni dice subito a Laura che Liliana si è suicidata. Lo dice a Laura, povera, mi spiace, un saluto a lei che non c'è più, ecco, però lui dice a lei che lei si è suicidata. Infatti da subito lui mi parla al passato, lui gli regala le topoline, regala la macchina fotografica, regala di tutto e di più, ecco, e quindi sconvolge letteralmente tutti con queste sue uscite. Ecco. E vuol dire che già quella volta sapeva che era suicidio, che devo dire? Io spero che trovino le tracce che lei non si è suicidata, per cui è un omicidio. Non posso immaginare che qualcuno gli aveva fatto del male, veramente. Chi poteva fargli del male? È l'unico che ci ha guadagnato. Con la morte di Liliana, Sebastiano si è trovato 2/3 del conto che lei aveva in banca. Fatti i conti. Io penso che si sia suicidata. Il suicidio evidentemente mostra qualcosa che si è perso, che non ha funzionato, che si è rotto. Una sconfitta, una cosa veramente difficile da accettare. E mi domando perché, cosa è successo, cosa ha scatenato in Liliana questa voglia di morire, di chiudere la sua vita. Perché? Questa è la domanda che mi faccio. Purtroppo non c'è più Liliana, non potrà mai più rispondere. E poi la faremo cremare. Io voglio sperare che non ce la farà. Io voglio sperare che si opponga il fratello come giusto sarà e che la voce del fratello sia più forte di quella del marito. A Sebastiano conviene cremare Lilli, vero Claudio? Perché? E perché così sparisce tutto l'eventuale possibilità di continuare indagini sul corpo. Avrei voluto anche avvicinarmi a Sergio, parlare con lui, io l'avrei voluto abbracciare. Io per la verità più che altro ho visto spettacolarizzazione anche oggi, come l'ho vista spettacolarizzazione il giorno del funerale. Infatti il giorno del funerale doveva essere a porte chiuse una messa, tutto quanto molto intima, e invece, pur essendo d'accordo familiari e marito, invece poi abbiamo scoperto che sono entrate le TV a riprendere la bara. Oggi era in esclusiva proprio per riprendere la bara, quindi insomma mi lascia un po' perplessa. Vedo di nuovo spettacolarizzazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.